I'm allergic to tragedy. The doctor said something's wrong with me. Arriviamo alla Solar Expo Green Building qui a Verona. Il miglior modo per poterci arrivare è entrare in una struttura ricettiva di questo territorio del lago di Garda. Siamo esattamente a Pacengo di Lazise, dove incontriamo un posto che esprime il sole e la bellezza di questo territorio, che è Ca' del Sol, con la famiglia Pietropoli. Qui abbiamo Sabrina Pietropoli. Sì, dunque l'idea nasce ancora 14 anni fa e abbiamo deciso di aprire questo agriturismo dando alloggio con una decina di stanze, perché ogni stanza è diversa dall'altra, non soltanto nel nome, che abbiamo deciso di dare i nomi dei sentimenti, e anche nell'arredamento. Ogni stanza è diversa. Ecco, perché stile. Anche il colore è diverso per ogni stanza. Abbiamo la stanza azzurra, abbiamo la stanza verde, la stanza rosa, la stanza beige. L'arredamento, come potete notare, è tutto provenzale, un po' francese, con degli stili un po' anche inglesi. As I pulled apart her theories, as I watched her growing weary, I pulled her apart. Partendo dalla piscina abbiamo tutta la zona del parco, con il parco giochi per i bambini, abbiamo un campo da calcetto, calcio tennis, pallavolo, poi abbiamo un laghetto, la vecchia aia di una volta dove si essiccava il grano, mentre adesso noi la utilizziamo per organizzare degli eventi, organizzare delle feste. Everything is on me, the drinks is on me, the bitches, the hotel, the weed is all free. Paolo Pietropoli, parte tecnica della struttura Ca' del Sol, sempre fratello di Sabrina. Parliamo di fotovoltaico in una struttura in cui questo sistema è perfettamente integrato. Abbiamo scelto il fotovoltaico per l'energia alternativa innanzitutto. Cerchiamo che questa azienda sia un'azienda autonoma per più dell'80%. Qua col fotovoltaico noi produciamo sia energia elettrica, ma anche abbiamo installato un impianto solare termico per la produzione dell'acqua calda, tutta la struttura, specialmente le camere. Ecco. Abbiamo la produzione del vino e dell'olio, infatti qua attorno ci sono circa 40 campi, sono 13 ettari, tutto vigneto e oliveto. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Le nostre aziende sono principalmente coltivate a vigneti, Bardolino DOC, oliveti, DOP, e abbiamo anche seminativi e parte anche in frutteto. Ecco. Tutta questa produzione la mettiamo anche la produciamo e la mettiamo a disposizione alla vendita per i nostri clienti, in modo che si ricordi anche di noi quando è a casa. Ecco. You make me wanna say I do, I do, I do, I do. Allora vi aspetto tutti qui all'agriturismo Ca' del Sol a Pacengo di Lazise, a 1 chilometro dal parco Gardaland, 500 metri dal Movieland. Il nostro indirizzo è località Casa Antonia numero 1, Pacengo di Lazise, sito internet www.cadelsol.com. Ciao! There's nothing we can't get through. So can we say I do, I do. What you got, boy, is hard to find. I think about it all the time. La frase che introduce quello che sarà il contenuto di questa puntata di Fiera dintorni, che è quello del Solar Expo e del Green Building, manifestazioni fieristiche e convegnistiche arrivate alla loro 12ª e 5ª edizione. Entriamo nella filiera di quelle che sono le energie rinnovabili, nuovo effetto serra, zero CO2, le innovazioni per il nostro futuro e per il nostro risparmio energetico. But the gaps are blue, they can't just be deleted. If there's something then I wish I could suggest it. To you, for you. Entriamo con il direttore a scoprire quelle che sono di questa manifestazione, le caratteristiche vincenti che ne portano ad essere per la Kermesse la terza al mondo in termini di presenze, di espositori e di grande successo. Certo, sicuramente Solar Expo è diventato ormai il primo evento in Italia e tra i primi 3 al mondo per tutte quelle che sono le tecnologie energetiche efficienti, quindi dal fotovoltaico al solare termico, la cogenerazione, a tutto quello che è l'efficientamento energetico collegato al building. Abbiamo selezionato noi 37 aziende che presentano qui
tutte quelle che sono delle tecnologie che possono essere applicate a edifici vincolati. L'importante è avere per i nostri espositori il giusto visitatore, che è quindi il professionista che sa già di che cosa stiamo parlando, che conosce le rinnovabili e che quindi viene qui già con una certa consapevolezza ed è il target ideale. Visto che si precorrono sempre i tempi, non li precorriamo, le chiediamo un piccolo accenno a quella che potrà essere l'innovazione per la Kermesse Solar Expo 2012. Sicuramente credo che il trend sia solo positivo. Nonostante tutti quelli che sono stati i terremoti legislativi che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, credo che ormai il settore sia comunque solido. Una prova a mio avviso è data dal fatto che nonostante appunto la situazione non c'è stata nessuna defezione da parte delle aziende ed già questo è un segnale, è un mercato talmente solido che crescerà soltanto. E dobbiamo anche considerare un'altra cosa, che l'Italia è il secondo paese al mondo per quel che riguarda il fotovoltaico dopo la Germania. Abbiamo la fortuna di essere il paese del sole, quindi con un grado di insolazione che è tra i migliori, e quindi tra breve probabilmente arriveremo anche a quella soluzione di grid parity che veramente sancirà il momento d'oro del fotovoltaico. È stato il momento più importante della tua vita? Diventa anche tu il protagonista di Attimi. Invia il tuo contributo a www.attimi.tv. Attimi, per condividere le tue emozioni. L'occhio della telecamera ingrandisce la vita. Weekend e dintorni. Nessuno passa inosservato. In onda sulle migliori emittenti regionali: Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, sul digitale terrestre e su Sky. Weekend e dintorni Television. Mai sentito? Chi non si è mai visto non si è mai divertito. www.weekendedintorni.it. Una fotografia. Un'immagine. Un momento speciale. Gli attimi più importanti di una vita. Attimi, per condividere le tue emozioni. All'interno di una delle aziende leader nel settore del fotovoltaico e incontriamo il sales manager Andy Lee. How are you? You're fine? Yeah, I'm fine, thank you. What about Rich Solar now? Yes, at the moment at Rich Solar we have about 200 megawatts capacity, the solar modules and the solar cells. Now we are planning to make about 400 solar cells and solar modules within this year. So that means we can produce about 30 megawatts every month. And now the other question is simply because what about Rich Solar for the future? For the future now, we our customer is like an EPC company and we have some distributor in Italy and the other countries. So we will open the branch company in Italian, Germany and Canada, America, and the Czech Republic, maybe the Greece. Good luck! Oh, thank you. Il 2011 come anno era partito benissimo, era stato il continuum del 2010, una piccola flessione in gennaio perché quasi tutti erano impegnati con il completamento degli impianti di dicembre. Febbraio è stato un mese fantastico, abbiamo realizzato quasi 7 megawatt, ci stiamo muovendo anche in altri mercati. In Algeria e in altri paesi del Medio Oriente, grosse imprese tra le più grandi d'Europa per la realizzazione di quello che sarà il più grande impianto della storia del fotovoltaico nel deserto del Sahara. Purtroppo il disastro del Giappone è stata la dimostrazione di quella che è l'effettiva pericolosità delle centrali nucleari, quindi dobbiamo insistere sulle fonti rinnovabili
Prima di tutto perché è una fonte energetica gratuita e poi soprattutto perché è una fonte energetica pulita e quindi la missione della Ricci Solar, come credo che debba essere la missione di ogni azienda che lavora in questo settore, è quella di creare un futuro migliore, un futuro più verde per tutti quanti. Noi ci siamo perché noi ci crediamo in quello che facciamo, è un lavoro che ci gratifica perché soprattutto in quelle zone più povere dell'Africa, del terzo mondo, noi portiamo la luce. Questa azienda con il cuore così grande che tutti quanti potranno visitare accedendo globalmente ad un sito che è www.riccisolar.com, il sito della Ricci Solar Technology, www.riccisolar.it, il sito della Ricci Solar Italia. This time, I took you so long, I took you all night, I took you forever to see I'm right, you know I treat you so good. in un discorso molto nuovo che facciamo scoprire ai telespettatori con l'ingegnere Caldirola. L'azienda è Fuoco e Sole, il sistema è Solar No Limits. L'idea nasce da un amore per la legna principalmente e per il solare, e su queste due fonti noi abbiamo voluto sviluppare dei nuovi prodotti in modo tale da portare dell'innovazione, della qualità anche nel sistema e di avere un prezzo accessibile a tutti. Nel caso di abitazioni tradizionali da 150 metri quadrati in su, i componenti sono principalmente un pannello solare termico, un bollitore d'accumulo, un termocamino e un armadio dentro il quale ci sono tutti i componenti idraulici ed elettronici per la gestione dei vari componenti. Abbiamo voluto fare un termoprodotto a biomassa, in questo caso a legna, con un rivestimento particolare. Abbiamo un vetro saliscendi elettrico, un profilo che è stato molto ridotto e appunto abbiamo soltanto 20 mm attorno al camino. L'interno, quindi la camera di combustione, è completamente in pietra lavica in questo caso, oppure può essere anche realizzata in refrattario. E la particolarità interessante è che lo scambiatore d'acqua è completamente affogato all'interno della cappa. Quindi con questo sistema aumentiamo la superficie di scambio all'interno del termoprodotto. Il nostro sito internet è www.fuocoesole.it. Ci sarà una sezione dedicata al sistema Solar No Limits, dove si potranno scaricare le schede tecniche sia appunto per tecnici idraulici, termoidraulici, che anche per i privati. Angelo Copelli, da un'esperienza davvero ampia nel settore dei legnami, si è creata una sinergia adeguata affinché si ampli la conoscenza di quelle che sono le due materie fondamentali, il sole. Certo. E la legna. Questo tipo di riscaldamento è già molto utilizzato un po' in tutta l'Europa, quindi si parla dei paesi più evoluti in questo senso, in Germania, in Austria, in Svizzera. Tutti i paesi scandinavi ormai scaldano con una percentuale intorno al 30-40% a legna e utilizzano il solare nonostante abbiano molte ore di sole in meno rispetto a noi. Anche qui in Italia ormai si è capito che col sole e con la legna si riscalda in maniera ecologica e anche molto economica, e abbiamo allestito un impianto completo che utilizza quindi come fonti di calore sia il sole che la legna, in forma di kit di facile installazione ad un prezzo abbordabile per tutti, e credo che questo sarà ciò che permetterà a tutti gli italiani che hanno questo desiderio di poterlo realizzare. Sono abitazioni singole soprattutto, dove non c'è il problema del condominio, dei permessi e di tante cose, quindi soprattutto l'abitazione singola di piccola, media o anche di grossa dimensione. Soprattutto a zero CO2. A zero CO2, senz'altro. La cosa più importante, insomma, aiutiamo la completamente natura. zero, sì, certo. No effetto serra. No. Riscaldiamo tutto. www.fuocoesole.it.
Entriamo nella Solergy Incorporation, nata nel Silicon Valley nel 2007 e tra l'altro ha strutturato anche una sua sede in Italia, soprattutto per la ricerca e sviluppo, con Yoav Banin, amministratore delegato e cofondatore. Solergy, in poche parole, che cosa esprime? Il nostro obiettivo dall'inizio era da sviluppare un sistema che dà l'efficienza più alto mondiale, che prende più energia possibile dal sole, sia in termini elettrici sia termici, e portarlo al costo che sono competitivi con fonti di energia tradizionale. Questo prodotto si chiama Cogen CPV, che sono fotovoltaico a cogenerazione, che concentrano le luci più di 500 volte sul celle fotovoltaiche particolari che sono nati per usi in spazio per satellite. E così apriamo tanti mercati, tante applicazioni dove un pannello normale non può andare. Prendiamo tutta l'energia possibile dal sole perché sta là, sta abbondante, ovviamente a basso costo, a livello affidabile industriale. Entriamo nella Solergy Italia con il direttore generale Alessio Romeo. L'aspetto fondamentale è l'utilizzo del vetro, in quanto è un prodotto che lavorando ad alta concentrazione ha bisogno del solleone. Non abbiamo dei box con delle lenti spalmate, ma abbiamo un singolo concentratore in cui abbiamo la singola lente con la singola cella che quindi garantiscono un allineamento centesimale. Ci siamo inventati banalmente un sistema di scambiatore termico dove passa l'acqua e raffredda la cella e facciamo uscire l'acqua. Manteniamo la cella alla temperatura desiderata affinché lavori al meglio e in più produciamo acqua calda. Questo significa fare cogenerazione, cioè fare energia elettrica alle massime efficienze, perché faccio lavorare la cella al top e in più faccio acqua calda, cioè quel calore di scarto che andrebbe dissipato noi lo recuperiamo. Solergy è un'azienda americana ma che per scelta ha impiantato l'ufficio ricerca e sviluppo in Italia, perché la scelta è stata sui migliori ingegneri progettisti. Oggi la Solergy punta a poter installare il proprio impianto laddove il fabbisogno termico è importante quanto quello elettrico, quindi laddove ci sono industrie, serre, aeroporti, contesti industriali in cui c'è acqua sanitaria, acqua industriale, cantine vinicole, suoli agrari, laddove il termico, quindi se voi pensate a qualsiasi applicazione in cui si fa una trasformazione c'è bisogno dell'aspetto termico, perché poi termico significa non consumare elettricità, che se vado a fare condizionamento col termico significa che non alimento con elettricità gli impianti di condizionamento. Come poter accedere per tutti quanti al mondo Solergy in un batter d'occhio? www.solergyinc.com. Was under your spell for such a long time, couldn't break the chains. You play with my heart, told me. All'interno di questo green building c'è qualcuno che ha avuto una grandissima idea, che è quella di far valore, diciamo, con il rifiuto del rifiuto, e questo è la brand equity che poi origina un prodotto che è Matrix. Alessandro Massarin, direttore commerciale. L'idea nasce circa 10 anni fa su istanza, diciamo, dell'industria del cemento che cercava delle materie prime alternative con determinate caratteristiche di qualità e di stabilità. Poi abbiamo individuato le scorie da inceneritore perché è un bellissimo materiale, è disponibile. Quindi Matrix è il risultato del trattamento delle scorie da inceneritore, sostanzialmente quindi un aggregato artificiale di origine industriale che trova la sua applicazione inizialmente nel mondo del cemento e adesso in tantissimi settori dell'edilizia. Matrix si può inserirsi in maniera molto valida, efficiente in un ciclo virtuoso dove abbiamo un cittadino che produce un rifiuto, un inceneritore che lo brucia e un'azienda che può recuperarlo interiormente. Quindi credo che evitando quindi la costruzione di discariche finalizzate alle scorie da inceneritore, quindi questo già secondo me localmente è molto importante. Come motivazione imprenditoriale Matrix secondo noi dà la possibilità di accedere a un nuovo mercato che è la green economy, che è quella che sempre più richiede prodotti di tipo ecosostenibile. Noi abbiamo creato tutte le certificazioni necessarie come l'EPD, l'Environmental Product Declaration, che ci consente di testimoniare il fatto che noi siamo 100% riciclato, quindi entriamo nel circuito LEED, che è un sistema di certificazione che misura il livello di sostenibilità energetica ambientale delle costruzioni. Quindi diciamo che grazie al nostro materiale il costruttore riesce ad acquisire un punteggio tale per cui che gli consente di ottenere l'obiettivo della certificazione LEED, ovvero un edificio che risponda
a questi criteri di sostenibilità. Risolverete un grandissimo problema, insomma bastava così poco. Dottor Massoni, manca soltanto il riferimento globale per poter accedere al mondo di Matrix, che è quello tramite web. Esatto, e il sito è www.matrixsoda.it, l'abbiamo fatto recentemente e credo sia interessante, dà una visione anche un po' diversa di questo mondo. Siamo esattamente in provincia di Bergamo e entriamo nella Chemtech Solar, dove scopriamo che da una grande esperienza nel settore della engineering e delle costruzioni industriali poi deriva la Chemtech Solar con il suo general manager Shelly Zhang. Come nasce questa esperienza e qual è soprattutto il core business della Chemtech Solar? Well, our main customer is a buyer, is kind of a customer in the world, so we are international companies. And since 3 years ago, we entered in the solar field, and we established a new company, Chemtech Solar, as you see it. And we have our main business is vendere pannelli solari anche per power impianti di Lombardia anche di Sud, tecnicamente all Italia. Da 2007 we già fatto la power impianti monocristallino 1 megawatt in the roof with our customer in Mantova 1 megawatt. This is from 2007. And then after 2007 we continuously make the power impianti from 3 kilowatt up to 2 megawatt. First, we can say we're international companies because all our producers and partners is from more or less around the world. And then, but my company based on the Bergamo Colonial Zero, tutti italiani, Bergamo locali, much more difference. It's like international with the local people together. So this is something different than the local company here. And our investors is also from, let's say, Europe, Chinese, so also Italian local people. So this is something, in my opinion, is different than other companies, make us more competitive. Dottoressa Sherry, quali sono comunque i partners con i quali riuscite a raggiungere questo successo per i vostri clienti? What about your partners? Well, speak about my partners, I'm very proud of them because they are, in my opinion, they are the best team in this field. First, they're very professional and with passion, professional and a very good service. And also, look at our producers. They really have a good quality. Their modules is really good. And also, now this moment, we are helping our Chinese investors, which is from me, and they help us to build another 2 megawatt in Puglia. It's close to Martino. And this project is just running now. And also our bank partners, they helping us to get the bank financial. So very quickly we to speed up the project. If you have any question, please feel free to contact us. We will try our best to help you and trust this help from Chemtech Group. Thank you. Grazie per tutti. I was told when I was young that I could become anything I All'interno di questa kermesse fieristica grandi nomi che spiccano e anche il nome di My Energy. Da uno staff altamente professionale nasce una risposta a quella di un pubblico che chiede qual è la soluzione alla propria richiesta di energia. Amministratore delegato della My Energy SRL e Ingegner Canu, come si risponde a questa domanda? Chiaramente con My Energy, avendo ormai 5 anni di esperienza nel settore, è in grado di fornire tutta una serie di soluzioni tecnologiche e realizzative che sono altamente professionali. L'esigenza fondamentale è di continuare non soltanto chiaramente sul fotovoltaico, con un portafoglio di servizi che va ad espandersi, come il monitoraggio e la manutenzione degli impianti, che partendo dal nostro portafoglio di progetti che abbiamo già in essere, che chiaramente supportiamo quotidianamente, ci sta permettendo anche di entrare in contatto con altre realtà e ci permette di poter manutenere e ottimizzare anche impianti già realizzati da altri.
Oltre a questo stiamo creando una nuova business unit che è legata alla Building Solution, che anche in questo caso, partendo dalle competenze tecniche che abbiamo acquisito sia nel fotovoltaico piuttosto che nel solare termico, ci permette di arrivare all'ottimizzazione dell'efficienza energetica degli edifici esistenti. L'idea sicuramente è di lavorare a 360 gradi sulle rinnovabili, quindi il fotovoltaico è stato il punto di partenza, continuiamo a focalizzarci sul fotovoltaico, però integrandolo con ulteriori servizi per arrivare veramente a coprire l'efficienza energetica o l'energia a 360 gradi. Ma io penso che MyEnergy in questo momento sia una realtà che è stata in grado di creare dalle competenze tecniche molto forti, costruire un team veramente esperto nel settore, con una competenza direi completa su tutte le attività, perché seguendo in casa sia la parte burocratica che quella tecnica, quindi progettazione e anche installazione, chiaramente si vedono tutti gli aspetti di quello che è un impianto fotovoltaico. Allora, il modo per poter scoprire a livello globale quello che è il mondo di MyEnergy? www.myenergy.it. Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro. E si conclude anche questo nostro appuntamento di Fiere dintorni, dedicato questa volta alla 12ª edizione del Solar Expo e alla 5ª edizione del Green Building qui presso l'Ente Fiera di Verona. E tutto quello che possiamo dire è che abbiamo trovato tanti numeri, ben 70.000 i visitatori, 1.400 le aziende espositrici, 11 i padiglioni impegnati, quindi tutto quello che possiamo dire è delivering a sustainable future per essere più verdi dentro, con noi che amplifichiamo il mondo al cubo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. È terminata una giornata che ci ha condotto all'interno del percorso dedicato alle energie rinnovabili all'interno della Fiera di Verona con il Solar Expo e Green Building. Siamo nella trattoria L'Osteria Marengo, un luogo fantastico dove Simone ci farà gustare quelle che sono le specialità di questa zona. Siamo esattamente a Pacengo di Laziz, seguiteci. Simone Andreoni, titolare della trattoria L'Osteria Marengo. In primis viene da chiedere perché questo nome e secondo, vediamo questo posto veramente pieno di gente. Grazie, allora il nome deriva dalla via e anche dal piazzale che si chiama Marengo, e il Marengo è quello stemma che si vede nel banco del bar. Il locale è basato su una cucina tipica veronese e veneta, dove la qualità è rapportata a un buon prezzo e trattiamo la cucina tipica veronese in base alla carne, ecco, il carrello di bolliti, abbiamo le pasta fresca fatte in casa, i sughi tipici, i tortellini e poi serviamo dell'ottima carne americana e angus irlandese. Cerchiamo sempre di usare prodotti tipici e stagionali in base anche alla stagione, tipo adesso che siamo in stagione di asparagi, di tartufi, di funghi, cerchiamo di porre dei piatti in base a questi prodotti. Può essere un antipasto, un carpaccio di patate con il tartufo. Noi serviamo delle patate calde servite con del tartufo fresco grattugiato sopra. Allora, di primo possiamo trovare sempre del tartufo fresco, però se uno vuole cambiare e provare abbiamo dei funghi, oppure abbiamo dei piatti tipici nostri che sono i bigoli col sugo d'anatra, abbiamo del sugo di lepre, possiamo trovare dei tortellini di Valeggio che hanno una località qui vicina dove li fanno solo in questa zona, chiamati anche nodo d'amore. Come secondo, come ho detto anche prima, possiamo trovare delle ottime carni. Noi serviamo solo angus irlandese, black angus americano, abbiamo delle ottime fiorentine, si possono trovare delle ottime carni alla griglia nel periodo estivo. Poi nel periodo invernale proponiamo dei carrelli di bolliti, qui che proprio è tipico della zona di Verona, dove serviamo i classici tagli con manzo, lingua, il cotechino con una salsa per che locale. Facciamo anche il baccalà, ecco, l'unica cosa che ci distacca un po' dalla solita carne è il pesce, facciamo questo baccalà che comunque qui è un prodotto tipico, ecco. Io seleziono solo vini locali, veronesi o veneti, non abbiamo altro fuori dalla nostra regione perché alla fine produciamo degli ottimi rossi, degli ottimi bianchi, quello che può essere l'Amarone, Valpolicella, Custozza, Lugana che è qui vicino. Penso che insomma, il Veneto rappresenta una gran parte dei vini italiani, insomma. Un buon dolce che serviamo sono un cestino caldo di pere e cioccolato, ecco.
Dov'è Trattoria all'Osteria Marengo? A Pacengo di Lazzese sul lago di Garda. E qual è il riferimento web per poter globalmente dare la possibilità Certo. a tutti di venire? www.osteriamarengo.it e provare per credere. Concludiamo questa nostra puntata dedicata al Solar Expo e al Green Building della Fiera di Verona e vi consigliamo ovviamente di trascorrere una bellissima serata all'interno di una struttura come questa, dove l'enogastronomia è davvero portata all'eccellenza massima, gustando un po' di funghi, qualche tartufo, una buona carne d'angus, degli ottimi vini tipici di questo Veneto, davvero con questi vitigni così estesi. Fiere dintorni per voi c'è e continua ovviamente a essere il mondo al cubo. Consequences after murder. Situations lead you further.